Le bollette sono troppo alte, così non ce la faremo ad andare avanti e saremmo costretti a spegnere le luci. Protesta questa mattina di imprenditori e commercianti in piazza Ferretto a Mestre che hanno simbolicamente stracciato le bollette. Questo cesto che rappresenta un po' la fine della nostra economia, dei nostri territori, delle nostre imprese che noi vogliamo e dobbiamo scongiurare. Cifre triplicate, in alcuni casi anche quadruplicate, che stanno mettendo in ginocchio aziende, attività commerciali e famiglie. Per questo in molti hanno preso parte all'iniziativa proposta da Confcommercio Venezia Non spegnetevi, non spegnere la città, che ha riunito i rappresentanti delle associazioni di categoria e politici per lanciare un grido d'allarme a chi governa il paese. La situazione, visto così com'è, va regolamentata in modo diverso, vanno fatte delle scelte che devono essere delle scelte non di parte di qualcuno che le pensa in un modo o in un altro, ma nell'interesse unico del Paese, per tentare in qualche maniera di metterci una pezza, visto che i danni che sono già stati fatti comunque sono già molti e si corre il rischio di non avere neanche nessuna risorsa per poter poi dare una mano a tutto quel mondo che verrebbe espulso sia dal tessuto urbano e commerciale sia dal tessuto delle imprese e le famiglie ancora più povere. Con la siccità da una parte, i costi energetici per i fertilizzanti piuttosto che per il gasolio agricolo, così come per l'energia elettrica, stanno portando le aziende agricole a chiudere, guardando le stalle, guardando gli allevamenti e di conseguenza poi saremo succubi di paesi terzi che importeranno, se vorranno, il cibo da noi a un prezzo molto maggiore di quello che costa a noi produrlo. Presente anche il presidente di Confindustria Venezia. Noi chiediamo alla politica che ogni volta che si prende una decisione bisogna valutare l'impatto sull'economia reale, prima ancora di prenderla. Senza un'azione immediata le conseguenze saranno drammatiche. Vedremo tante saracinesche, tanti capannoni, tante piccole imprese che non ce la faranno e saranno costrette a fermarsi e avremo molte persone che una volta andavano a fare la spesa magari economica che andranno a farla ancora meno o addirittura salteranno qualche giorno, perché con i soldi alla fine quelli sono.